È proprio il caso di dirlo, le parole le porta via il vento, così allo sciopero proclamato non sono seguiti i fatti. Ieri doveva essere un giorno di protesta dei dipendenti di Girgenti Acque e di Idrotecne contro i licenziamenti messi in opera nei mesi scorsi. Uno sciopero pensato anche per sollecitare la prefettura di Agrigento all'attivazione delle dovute procedure di raffreddamento e conciliazione. La protesta tuttavia non è andata a buon fine. Davanti all'ente territoriale del governo i presenti erano pochi, tutti sindacalisti o lavoratori già licenziati, mentre nelle due aziende nessun operatore aveva sospeso la propria attività. Uno sciopero, il primo da 10 anni a questa parte, che sarebbe stato anche legittimato data la situazione di grande incertezza che attualmente attaglia la ditta, che tra nuove tariffe idriche e appalti ancora bloccati lamenta di non avere le risorse per pagare i dipendenti. Eppure non è successo ed ha un suo peso in una settimana che sul fronte della gestione del servizio idrico si presenta caldissima. Domani infatti è prevista un'assemblea dei soci di Voltano per decidere del futuro del consorzio e specificatamente delle quote di alcuni singoli comuni. Venerdì invece sarà convocata l'ATI, anche se la portata dell'assemblea potrebbe essere ridimensionata rispetto alle speranze iniziali. All'ordine del giorno infatti compare solo un punto dedicato alla risoluzione che parla di comunicazioni da parte della Presidente Francesca Valenti. Nessun riferimento ad una discussione o ad un eventuale voto, almeno non al momento.